Eccoci qua mister, la vedo rilassato, un 4-0 anzi, perché poi abbiamo fatto verso la fine anche il quarto gol. Partita iniziata in maniera forse un po' prudente, la prima risalita con un palo, poi anche complice un errore loro, insomma il Portogallo fatto il primo gol con Eddie ha preso il largo. No, in realtà i primi minuti abbiamo avuto due occasioni e ha fatto due grandi parate il portiere loro. Due grandi parate. Perché il colpo di testa di Dennis e poi un'altra palla in aria e potevamo già essere 2-0 dopo pochi minuti. Poi c'è stato il palo di Pedroso e ovviamente dopo aver fatto il gol si è sbloccata un po' la partita, abbiamo preso in mano la partita anche nel gioco, abbiamo avuto un po' più di tranquillità e anche se il campo non era perfetto, anzi era un po' difficile giocare il pallone a terra e quindi sia l'approccio che poi il risultato finale posso fare anche dei complimenti ai giocatori. Sì, io sono arrivato con qualche minuto di ritardo, perciò mi ero perso quelle due occasioni lì. E abbiamo visto un buon Pedroso in campo, come prima partita ha subito ingranato i meccanismi, hai trovato i meccanismi con i compagni. Ma indubbiamente è un giocatore di qualità, è un giocatore anche di fisicità e è bastato provare poco per trovare la sintonia, poi è chiaro ci può fare ancora meglio perché ho visto che ha cercato anche un duetto con Macan e quindi si può ancora migliorare sicuramente. Sì, allora partita che sicuramente lascia molta soddisfazione, ho sentito anche l'esultazione dei giocatori, si udiva da fuori, insomma negli spogliatoi c'è stato un po' di entusiasmo, giustamente, dopo un po' di fatiche, seconda vittoria consecutiva, come vogliamo chiudere? Ma noi abbiamo in testa cosa dobbiamo fare nelle ultime partite, quindi è chiaro che l'entusiasmo che si sta propagando fa ben sperare. Allora appuntamento a tutti domenica al Mecchia e grazie mister. Grazie a voi.